La maggioranza della Regione Veneto, secondo Luca Zaia, è solida e tirerà fuori i muscoli se le opposizioni chiederanno una verifica dopo i risultati delle politiche. Ma potrebbe nascere un caso se davvero il PDL non si schierasse per l'istituzione di una commissione di inchiesta sui lavori pubblici regionali, come richiesto in Consiglio regionale dalle opposizioni. Il nucleo ispettivo che io ho istituito è un nucleo che ha una funzione meramente ispettiva di verifica delle carte. Ben venga la commissione d'inchiesta proposta dai consiglieri, io non ho nessuna riserva, anche perché il palazzo più di cristallo è, meglio è. Il Partito Democratico ha già la bozza di un progetto di legge per una commissione da 9 consiglieri, 5 di maggioranza e 4 dell'opposizione, che verifichi i lavori pubblici regionali degli ultimi anni e conta di avere i voti necessari, nonostante le titubanze del PDL. Se non la vogliono fare è la dimostrazione palese che temono che il Consiglio regionale possa mettere la lente di ingrandimento rispetto a questi 10-15 anni di appalti. Tra l'altro il Presidente Zaia si è assunto questo impegno, non ho dubbio che con i numeri della Lega Nord in Consiglio regionale sommati a quelli dell'opposizione daremo vita a questa commissione inchiesta. Per un'indagine che potrebbe portare, se riconosciute delle irregolarità, ad intervenire sugli appalti anche già in essere di opere in finanza di progetto, come ad esempio l'ospedale dell'Angelo. In che modo? Sui canoni sicuramente una revisione dei contratti, perché qualora emergessero vizi all'origine, ma secondo me vizi all'origine ci sono in ogni caso, si potrebbe ricontrattare il tutto con le imprese, le quali hanno interesse secondo me a ricontrattare. Il palazzo deve essere di cristallo, ha aggiunto Zaia, che poi ha confermato nell'aula di Consiglio regionale competente in materia l'esigenza di proseguire sulla strada delle alienazioni del superfluo per il risanamento dei conti. Abbiamo preparato tutti i provvedimenti e penso che sia giunta l'ora di chiudere un bel po' di società, visto e considerato che alcune servono solo a pagare l'indennità ai loro amministratori. È un contingente di società che abbiamo ereditato, nate in altri tempi, in altri contesti, che oggi non servono più. Su questo punto ha chiesto anche appoggio al Consiglio sostanzialmente. Ma direi che il Consiglio si è sempre dimostrato responsabile da destra e sinistra.